ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, tutte forma e sa la nostra. Ben ritrovati Brescia in tavola, eccoci qua, una nuova ricetta. Ciao Federica! Buongiorno Carletto! Anche oggi un primo piatto, le penne, con Buone. melanzane e basilico. Crema di melanzane e Crema di basilico. melanzane. Certo. Ah, più sofisticata. Ambiomes dre Ambiomes, civet, diciamo perché gli ingredienti questo è un po' laborioso. Dai, ingredienti, dai. Devo leggere Federica. Les, dai. Allora, penne. Melanzane, basilico, pinoli, Pinoli per far pesto. parmigiano, olio extravergine di oliva, Solito. sale. Ambiomela. Dai, allora, c'è appunto la nostra solita padellina. Ok, ovviamente prima che sempre da mettersi l'acqua, fa la boer per sbattigo dentro le nostre penne. Sul gas, vado ad accendere il gas io. No, ma pisa la stia, te che mette dentro una bella socco e du mogoi. Mamma, certo che ne pisa il gas. Vabbè, ovvio, che cosa devo mettere nella stufa? Tu dite che ne pisa la stia con du mogoi non so. Lo succhiti, il mogoi. Al mogol. Al mogol. Il mogol. Mogol. Al mogol. E sai cos'è il mogol? Cos'è, dai. Ma che chiediamo? Chiedo l'aiuto. Mamma, il sa niente. Carmela, è il mogol. Mannaggia. Ah, questa non è molto facile. Un ricordo forse di qualcosa della campagna, dei contadini, però non mi viene. Tu dici, vero che forse qualcosa? No, non lo conosco. Tu Carmela sei originaria di Brescia? Sono nata a Brescia ma con un nome simile, le mie origini non sono proprio bresciane, per cui... Ma è da tanto tempo stai qui? Da quando sono nata, sì, tanto tempo, sì. Ah no, beh, tu hai detto sono nata, scusa, mi sono perso questo. Ah vabbè, pochi anni allora, insomma. Ecco, comunque i miei non sono di qui, per cui un po' orecchio, però non troppo, ecco. Mamma Elisa con bimbo Riccardo, ma siete un po' acrobati voi, eh? Sì, hai visto. Oh mamma mia, guarda qualche roba, non è che ti ripropone il pranzo, la merenda. Che pesa, c'è una certa età, quindi. Quanto pesa la creatura? Saremo sui 12-13 kg, quindi. E il mogol quanto può pesare? Che cos'è Elisa, il mogol? Il mogol non ho la più pallida idea. Vedi, che qua ragazzi con ste mogol non se ne viene a capo. Mogol? Va bene. Mogol, grande autore di brani musicali memorabili. L'accento mi frega, non ho la più pallida idea. Riccardo, sto mogol. Non andiamo bene. Ma tu di che ti occupi, Elisa? Io insegno inglese ai bimbi, il dialetto mi manca un po', insomma. Giusto, Ho quindi. una passione per le lingue straniere, ma col dialetto sono un po' carente. Senti, la pannocchia di mais in inglese, come si pronuncia? Come si dice? La pannocchia? Il mais è corn, come i popcorn famosi. Cornflakes. Esatto, tutto il resto. Sì. Tu è una questione di corn. A Brescia funziona così, Che capì cosa è il mogol? È lo scarto della pannocchia. Buongiorno. I nostri nonni effettivamente utilizzavano anche nella stufa insieme alla legna. Certo, legno è mogoi, detarte. Va benissimo, ok. È la lusia, è un'anti a luser. Vabbè, non avanti con la nostra ricetta che lo mangiamo ambiado. Bene, vai. Allora, gonde pelare le nostre belle melanzane, tutte belle a tutti lì, e le metto al fure, una coser. E dal fure, mi raccomando. Una volta che è pronta, intacca le cose, noi facciamo un pesto col basilico e pinoli. Classico. Quando le nostre melanzane è cotte, le tiro un ferro e le frullom. E le metto insieme al pesto del basilico e pinoli che gonfa prima. Fa la crema di melanzane. Amalgamare. Quando è pronto, e la son spento un attimo, le son la nostra pasta. Certo. Quando è pronto, blam, galà. Sbatto un dente. Alga parat, che la metto dentro, amalgamo tutto bene e finonde con sale, insomma con un po' di scaglie di grana. La metto bene, la ciappom e la metto in tavola. Bene, pronta. Pronti via. Che buone queste penne con crema di melanzane. Benissimo, grazie Federica. Grazie a te. Ciao, statemi bene. Cos'è questo? Grazie, alla prossima, arrivederci. Ma che bontà!